Abbiamo avuto una chiamata al 118 per una minore che ha ingerito un frutto e quindi purtroppo si è soffocata. E sono arrivati i medici e hanno dovuto purtroppo constatarne la morte, anche se è stato fatto il massaggio cardiaco, ed è poi il corpicino della minore è stato portato in ospedale. È stato un sabato sera drammatico nel borgo di San Marco, poche case a ridosso del centro di Revine. Qui sono confluiti gli operatori del SUEM 118 che hanno tentato in tutti i modi di salvare la piccola Viviana Maria Barella, nemmeno 2 anni e mezzo. Tentativi disperati, per la bimba non c'è stato nulla da fare, nemmeno l'intervento immediato di una vicina di casa, infermiera al pronto soccorso di Vittorio Veneto, è servito a evitare il peggio. Letale l'ingestione di un nocciolo di ciliegia cui sono seguiti attimi concitati, la tragedia davanti agli occhi dei genitori. Già credo sul posto, da quello che risulta, avevano tentato una rianimazione chiaramente cardiaca e poi sono arrivati i nostri dell'ambulanza del SUE e hanno dovuto constatare il decesso. La bimba viveva con mamma Alessandra e papà Renato e le 2 sorelle più grandi, una famiglia conosciuta in paese e ben voluta, attorno alla quale si sta stringendo l'intera comunità. Il dolore è lacerante, difficile se non impossibile trovare delle spiegazioni. Listata a lutto la pagina Facebook di Revine Lago, oggi il nostro paese piange la morte di un piccolo angelo, si legge. Ai genitori l'abbraccio del sindaco Massimo Maganin, che si è recato con il vice sindaco Elisa Carpenè in borgo San Marco. È un momento particolarmente difficile e triste. In questi momenti a volte sarebbe quasi preferibile che ciascuno di noi rimanesse nel proprio silenzio, ma come sindaco di Revine Lago non posso far altro che esprimere la mia vicinanza alla famiglia della bimba e anche e soprattutto ai genitori, perché penso che una cosa del genere non saprei nemmeno come definirlo. Una tragedia, questa è l'unica parola che mi viene in questo momento. Sul posto nella serata di sabato anche i carabinieri, vista la dinamica si parla di una tragedia domestica, anche se non possono escludersi ulteriori accertamenti di tipo medico-legale. Proprio per questo si attende nulla osta della procura e così fissare la data dei funerali della piccola Viviana.